Da dove riparte il prodotto interno lordo del Friuli Venezia Giulia? Diciamo, io sono un economista, quindi voglio dire, c'è quel marchio di fabbrica lì, per cui coi quattrini si possono fare tante cose, senza quattrini si può solo piangere. Questa, diciamo, è la sintesi stringatissima. Da dove riparte questo nostro Friuli nel 2025? Beh, lì nella prima nel PIL di medio-lungo periodo, 2002-2023, dice il Friuli è cresciuto dello 0,7% in più di 20 anni. Cioè, è rimasto fermo, no? Proprio un elefantone seduto per terra. Lo stesso non vale però per altre parti e regioni d'Italia. Già un 7,4% di crescita dell'Italia è molto meglio di uno 0,7%. Io ho visto parecchie trasmissioni di Ezio Arbore tanto tempo fa e diceva è meglio muoversi che star fermi, no? Anche il nord-est, beh, il nord-est ancora di più, non dico di rifarci al Trentino, ma non sarebbe neanche un'idea sbagliata, perché di comune con noi ha il fatto che comunque è una regione a statuto speciale. Quello che ti fa rabbia è che anche le ordinarie Emilia-Romagna e Veneto comunque sono dei leprotti e noi siamo dei, come dire, delle lumache che diventano addirittura dei gamberi se ci concentriamo sul periodo 2008-2023. Boh, insomma, i numeri li vedete anche voi, rispetto a un nord-est che cresce poco perché è un periodo sofferto, no? 2008-2023 vuol dire grande crisi 2008-2014, vuol dire mini ripresina 2015-2019, vuol dire shock pandemico 2020, vuol dire ripartenza 2021-2022 e vuol dire mancata resilienza 2023-2024. Spero di essere stato sintetico in questa cosa qui. Però uno dice, sempre rifacendomi a Renzo Arbore, meglio crescere del 5,4% come fa il nord-est in questo periodo difficile che diminuire di 3,6% andando a braccetto col mezzogiorno d'Italia. Oh, non ce l'ho con i meridionali, ma siccome so che questo è un argomento, come dire, che viene vissuto in maniera stimolante, lo ripropongo tutto qua. Il PIL più recente. Questo lo dico perché ho visto un esempio di Wow Economy, che a me non piace tanto, in cui il presidente della regione, presentando il DEF 2025, e dice, mo vi dico io come vanno i dati strutturali in regione. E dice, sa, nel 2024 siamo cresciuti dello 0,5%. È una stima, la faccio buona anch'io. Quello che non dice è quello che è successo prima. Quello che è successo prima, il 2023, è che siamo diminuiti dello 0,5%. Quindi uno dice 2 anni fermi. Questa è la realtà vera. L'altro tema preoccupante è che in questo periodo 2023-2024 il Friuli Venezia Giulia è stato fermo e siamo l'unica regione in Italia che è rimasta ferma. Uno dice, boh, insomma, peccato. Dice, peccato sì, perché comunque siamo quelli che hanno un bilancio regionale che ammonta a 7 miliardi e mezzo con le variazioni di bilancio, no? Per quest'anno che verranno approvate tra poco. Cioè, l'Italia, poveraccia, ne ha 30 nella sua finanziaria. Sono tanti soldi, anche se una parte di questi ovviamente deve essere impiegato per la sanità e per l'assistenza, però rimane qualcosa. Quindi da dove riparte il Friuli Venezia Giulia? Dall'ibernazione del primo periodo 2002-2023, dalla decrescita infelice del periodo 2008-2023, queste sono le robe che vi ho già detto. Andiamo un po' più vicino al dato, cioè sempre all'economia, sempre al prodotto interno lordo, quindi al reddito che produce la regione. Beh, qui ho preso diciamo, il PIL che si è formato nell'ultima legislatura conclusa, 2019-2023, e non mi pare francamente che abbiamo fatto una grande performance. Il Friuli Venezia Giulia è 15° con una crescita del 3,4%. L'Italia del 6%, non dico gli altri perché mi viene da piangere, e ovviamente diciamo che molte regioni del sud si sono avvantaggiate perché hanno avuto maggiori risorse sul PNR, ovvio, no? Che vuol dire che perlomeno le hanno impiegate, che non è proprio un dato che accade sempre in Italia. Quindi questi ci sono i numeretti,
Qui la differenza tra noi e il nord-est, dice, ho letto anche la statistica che il nostro presidente della regione, Friuli Giulia, sia quello più amato, il che ci pone due interrogativi amletici, boh, insomma, risolvibili però, che simpatia rimi solo casualmente con buona economia? Ti viene da chiederlo, no? Dice, sarà simpatico, però è scarso. Questa è una possibile interpretazione. L'altra è che il solo turismo non basti al Friuli Venezia Giulia, che è la pilloletta che ci viene sempre propinata in termini di economia, di politica economica in Friuli Venezia Giulia. Il finalino, da dove riparte il Friuli Venezia Giulia, questo l'ho messo perché insomma c'era un po' di politica, mi aspettavo, è venuta e mi sembrava simpatico che si risvegliasse insomma guardando questi numeri. Allora dice, distribuendo il PIL, quella crescita dello 0,7, no? Che abbiamo visto prima tra il 2002 e il 2023, qui l'abbiamo distribuito tra le ultime 5 legislature. La prima, l'ottava, in realtà sono solo 2 anni, i 3 anni precedenti mi pare fosse, beh insomma era un altro presidente, adesso mi viene in testa, Tondo nel secondo. Insomma i numeri sono quelli, ti viene da pensare che sia un po' sfigato questo Tondo, però lo dico così, proprio riflettendo fra me e me. La tabella successiva invece mette a confronto le previsioni del PIL del governo italiano fatte ad aprile 2024, no, quindi non 5 anni fa, e ad aprile 2025. Sono nella seconda e terza colonna con i numeretti. Beh, cosa viene fuori? Che a livello italiano la crescita prevista nel DEF del 2024 per il biennio 2023-2024 è dell'1,9%. E poi ha dovuto essere abbassata nel documento di finanza pubblica, che è sempre, diciamo, ha un altro nome, ma sempre il DEF 2025, ultimo all'1,4%, dicendo, ma insomma, forse non siamo bravi a prevedere e facciamo buoni i nostri dati Istat nel frattempo usciti. Quella prevista nel 2025 e nel 2026 era del 2,3%, è tagliata all'1,4% nel passaggio dal DEF 24 al DEF del 25. Il flop quindi scendere dal 4,2 al 2,8 se tutto va bene, perché è chiaro che sono dati attesi alcuni di questi. Il top del flop del Friuli Venezia Giulia è che se tutto va bene cresciamo appena dell'1% in tutti questi anni, 1, 2, 3, 4. Non mi pare una grande roba. Correggetemi se sbaglio, come diceva quello, però se mi correggete. L'export. Cos'è? Rileva le difficoltà dell'export del Friuli Venezia Giulia. L'export è una componente rilevante del PIL perché vale il 10% del PIL. Cioè 16 miliardi non dovete contrapporli a 43, 47, non mi ricordo, del PIL, perché questo diciamo, è il fatturato. Il PIL è valore aggiunto. Per chi è un aziendalista capisce al volo la differenza. Quindi in realtà quei 16 miliardi valgono in realtà circa 4 miliardi se, per essere confrontati col dato che riguarda il PIL. Al di là diciamo, dei dati tecnici vuol dire che comunque l'export è importante, vale il 10% del PIL, ovvero 2 volte e mezzo il turismo del Friuli Venezia Giulia. L'export è export manifatturiero. Il 97%, virgola più, virgola meno, di ogni anno è export manifatturiero. Quindi voglio dire, dietro c'è la manifattura. Teniamocela buona, questa è l'idea. Ma insomma, qui si dice che, l'ho fatta un po' lunga, per dire che cosa? Per dire che a valori costanti, cioè depurati dell'inflazione, e togliendo le navi, tra il 2024, dal 2023 al 2024 l'export è calato del 6,3%, cioè di 1 miliardo,1. Perché tolgo le navi? Perché le navi, come dire, vengono confezionate in un certo periodo, vengono vendute casualmente e quindi voi assistete a questo andare su mostruoso e a questo andare giù, ma in realtà lì non è che licenziamo le persone, assumiamo le persone perché non abbiamo lavorato, è semplicemente un problema di fatturazione.
anzi sta crescendo, no? Difatti Monfalcone, voglio dire, diventerà la quarta città più importante del Friuli Venezia Giulia, sorpassando Gorizia fra un paio d'anni, proprio a motivo di questa sua capacità di crescere e di essere attraente, anche se poi il modello Monfalcone andrebbe, come dire, decisamente migliorato, no? E magari preso come modello perché potrebbe essere quello che sarà il Friuli fra 15-20 anni. Quindi dovremo porci anche dei problemi di governo dell'immigrazione, ma questo lo dirò alla fine. Questo calo che mi interessava perché è un calo reale di 1 miliardo nel passaggio dal 2023 al 2024, beh, insomma, credo che il sindacato e i punti di crisi siano noti a tutti. Si manifesta soprattutto nella debolezza manifatturiera delle province di Udine e Pordenone e la mancanza di una politica industriale da parte del Friuli Venezia Giulia. Dice, ma perché dici così che abbiamo questa roba splendida che si chiama Agenda Manifattura 2030? Ma insomma, io un po' ho letto le slide che la definivano e loro stessi si definiscono, come dire, un'idea progettuale, una proposta, non è un piano. Un piano deve configurarsi in questo modo, articolarsi nel tempo, prevedere degli interventi e quantificare le risorse che si mettono su questo piano qui. No? E questa cosa manca assolutamente. Quindi la battutaccia che a uno viene e dice spero che 2030 non sia l'anno in cui l'agenda inizia ad operare. Anche perché essendoci elezioni nel 27 probabilmente questa cosa qui decade. Osei invita a non confondere occupati, lavoratori con contratti di assunzione, che è diciamo la pompa che ci viene sempre regalata dalla propaganda da anni a questa parte ed è diciamo un sito istituzionale della regione che semina questa confusione. Io francamente spero per mancanza di professionalità, non per cattiveria, però insomma non si sa mai nella vita. Io qui che cosa ho messo? Ho messo la numerosità dei contratti totali, quindi 2019, 23, 24, quelli totali sono circa un po' oltre 146.000 nel 2019, diventano 159.000 e qualcosa nel 2024. All'interno sono articolate 6 tipologie, il contratto al tempo indeterminato, magari fossero tutti così naturalmente, però come vedete dalla macchiolina verde che sta lì, non riesco a centrarla. Beh, insomma, nella prima colonna soltanto un contratto e mezzo su 7, il 13,5%, assume questa forma. No? Mentre prevalgono le altre forme. Allora, l'elemento centrale è questo, è errato, è fraudolento lasciare intendere che a un contratto attivato corrisponda un lavoratore assunto. La roba non è vera, perché i lavoratori intermittenti, lo dice il nome stesso, ma adesso no, uno stesso lavoratore può essere intermittente, intermettuto, intermettato 10, 20, 30, 50 volte in un anno. No? Quindi meno violenta questa cosa, ma diciamo comunque simile in somministrazione, stagionale sicuramente più limitato perché insomma sarà una o due volte l'anno. L'apprendistato comunque vale abbastanza poco, la termine va a termine. Non è una questione di opinioni. L'INPS, che è quello che produce questa statistica, l'aveva chiamato osservatorio sul precariato, quello sulle assunzioni, sui contratti di assunzione e sui contratti cessati, perché aveva ben chiaro di che cosa si stesse parlando. Miracolosamente, negli ultimi tempi, l'osservatorio è stato ribattezzato Osservatorio sul mercato del lavoro. Teniamo presente però che la sostanza è rimasta quella di prima. Quindi quando leggiamo questo boom delle assunzioni, in realtà dobbiamo interpretarlo come un boom del precariato. Non è proprio la stessa roba. Sarebbe simpatico quel mercato del lavoro, l'osservatorio del mercato del lavoro regionale, Friuli Venezia Giulia, finalmente capisse
questa differenza. C'è anche la statistica, io qui ho messo soltanto la statistica che riguarda le assunzioni, ovviamente c'è quella delle cessazioni, dal confronto si può ricavare il saldo, ma diciamo che il saldo è poco rilevante, se non perché in realtà dipende, diciamo, dalla data di scadenza dei contratti, che è assolutamente casuale, fatti salvi quelli a tempo indeterminato. Quelli a tempo indeterminato, diciamo, il confronto e il saldo ha un senso, no? Perché sono contratti a tempo indeterminato, appunto. E lì purtroppo quello che viene fuori è che il saldo tra i contratti di assunzione a tempo indeterminato e i contratti cessati a tempo indeterminato negli ultimi 15 anni è sempre stato negativo, per una cifra che su base annua oscilla attorno ai 15.000 contratti. Il suo degli altri, diciamo, mi pare poco interessante, se non il fatto che i contratti, diciamo, smart, chiamiamoli così, in somministrazione intermittente sono circa il 30% dei totali. Almeno quella a termine, che è un po' più lungagnone, è il 40%, però stiamo parlando di questa cosa qui. Siete già stanchi o sopportate ancora? Ci sono anche gli allegati eventualmente, no? Allora, Osè richiama l'attenzione sulla demografia, perché la demografia impatta mostruosamente sia sullo sviluppo sia sul welfare. Questo è il tema fondamentale. Ma anche qui non quella di cosa succede tra 3 mesi o tra 6 mesi, di quello che è già successo. Quindi noi abbiamo organizzato una mini analisi fatta in questo modo. Nella prima tabellina trovate le persone in età lavorativa, quelle comprese tra i 15 e i 64 anni, quelli che potrebbero lavorare. Dopo quello c'è quello che non sta bene, quello che non c'ha voglia di fare una mazza e quello che si propone sul mercato del lavoro. Quello che è importante è che all'interno di questa roba qui le imprese pescano i lavoratori, no? Quindi più ampio è il bacino, meglio è. Questo mi sembra lapalissiano. Se vediamo nel 2002, le persone in età lavorativa erano quasi 800.000, insomma, no? 1000 più, 1000 meno. Nel 2024 sono 735.000, quindi c'è un bel calo di 58.000, meno 7,4%. L'Istat stima che nel 2034 le persone in età lavorativa, sto parlando sempre del Friuli Venezia Giulia, ma diciamo la roba è analoga anche in Italia, anche se più accentuata da noi perché siamo più vecchietti, no? C'è un problema all'origine. Stima che ci saranno 688.000 circa persone in età lavorativa, quindi con un calo ulteriore di quasi 48.000. Morale della favola, in una trentina d'anni 100 e passa mila persone in età lavorativa in meno, un 13,4% in meno. E diciamo che questa roba qui non è solo un dato statistico, perché alla fin fine meno persone in età lavorativa vuol dire meno occupati. Vuol dire meno reddito, perché se sono meno occupati vuol dire che lavori di meno e produci meno reddito, vuol dire meno entrate fiscali anche. E quindi la conseguenza è meno welfare. Mi pare che già questa cosa qui la stiamo soffrendo da un po', anche se alle volte sembra che ti capiti dal cielo, ma in realtà non è così. Andiamo a vedere gli anziani. Furio, stiamo parlando di noi, adesso. Questo ti interessa anche a te. Gli anziani, con l'eccezione di Furio Petrossi, troviamo che gli over 65, questi siamo noi, da quell'età maledetta lì, insomma, i numeri li vedete, no? Erano 257.000 nel 2002, siamo 328.000 nel 2024, saremo 384.000 circa nel 2034. Questa è la roba. Cosa vuol dire? Che mentre lassù, in 30 e passa anni e con tutti i passaggi intermedi, sono calati o più di 100.000 le persone in età lavorativa, i simpatici vecchiotti sono aumentati del 50%, di 146.000. Uno dice, vabbè, oltre a questo,
Sicuramente questi anziani qui sono vivacciotti, non sono gli anziani di 50 anni fa o di 100 anni fa, ma diciamo una parte di loro ha bisogno di un'accoglienza in case di riposo, anche perché le nostre famiglie sono sempre più striminzite e ridotte all'osso, no? E quindi qui l'idea è: dovremmo immaginare una politica, un potenziamento della politica di accoglienza in case di riposo, io dico pubbliche. Dici: perché lo dici? Insomma, io ho avuto un'esperienza personale, cioè non mia, di persone vicine a me, non guardatemi malissimo, di case di riposo pubbliche e private, e devo dire che quelle pubbliche sono meno costose, sono più bravi, hanno più ausili, hanno più servizi, e se devi protestare hai sempre uno di riferimento, mentre nel privato dice è sempre fuori a fare la spesa. Le nascite, aspetto interessante, personalmente mi coglie in un momento di neononno, quindi sono assolutamente contento di questa roba qui, solo che però grazie, solo che però è un evento sempre un po' più raro, questo è il tema. Purtroppo lì i numeri li vedete, nel 2008 erano più di 10.500, nel 2024 siamo scesi sotto i 9.000, 6.885. Quindi la crisi nel periodo 2008-24, quindi più ravvicinato rispetto a quelli che vedevamo prima, ha fatto fuori un nato su 3, cioè ne sono rimasti 2. Fatto fuori, non l'ha fatto in realtà. Quindi se ne sono 3.660 in meno. Fra gli immigrati il calo è stato di circa un quarto nel 2024 rispetto al 2008, e tra gli indigeni addirittura della metà il taglio dei nati. E anche qui una politica robusta comunque di servizi all'infanzia per quelli rimasti, io credo che sia assolutamente importante, perché tra l'altro potrebbe anche farci recuperare un po' di manodopera femminile. Insomma, va bene anche i diversamente abili, e io tra l'altro sono l'unico che ha scritto, ma l'ultima volta è stato 10 anni fa, sugli inserimenti lavorativi con la legge 68, di cui non ne frega niente a nessuno attualmente, ed è triste. Per quanto mi riguarda, allora lavoravo con un istituto di ricerca, abbiamo fatto diversi lavori invece, sfruttato parecchi programmi comunitari per facilitare l'inserimento lavorativo di queste persone che meritano, anche perché potremmo essere noi. Svantaggiati si diventa, non si nasce. Il numero di quelli che nascono, gli sfortunati, diciamo, sono, se fate conto, il 7, 8, 10%. No? Pensate a tutti gli incidenti, eccetera, eccetera. Guasti. Allora, la morale di questa cosa qual è? Gli indigeni ignorano i magri incentivi per figliare, preferendo, lo dicevamo prima, portare a casa, portare a spasso i cagnetti, che è una roba tristissima, lasciatemelo dire. Gli immigrati storici hanno già dato, dice, ma insomma ne abbiamo fatti 2 o 3, ma basta, anche perché abbiamo una certa età oramai, no? Perché la nostra immigrazione non è mordi e fuggi, è un'immigrazione familiare. È gente che ha un progetto di vita qua, vuol stare qua, non ha un posto spesso a cui tornare, casomai dei soldi da spedire, delle rimesse da dare, ma la vita la fa qui, no? Allora la domanda è: che fare? Morire per consunzione o allestire una saggia politica di accoglienza degli immigrati economici necessari? Non so voi, ma io non ho dubbi su quale sia la risposta da dare. Mi mancano pochissime slide, e sono sicuramente le più belle. Qui sono i fabbisogni di personale di medio termine dichiarati dalle imprese nell'indagine che Excelsior fa mensilmente, trimestralmente, annualmente, e la confeziona anche a livello quinquennale. Io quella vecchia è uscita alla fine dell'anno scorso, ma diciamo quando ci sarà quella nuova ve la proporremo, ma ho l'impressione che i numeri e il senso siano quelli. Per il quinquennio 2024-28, quindi un quinquennio, le imprese dichiaravano un fabbisogno di 3.800.000 lavoratori. Questo in stragrande maggioranza per sostituire quelli che vanno in quiescenza, non per crescere, per, come dire, poter continuare, no? A fare quello che stiamo facendo. Di questi almeno 640.000, sto parlando naturalmente a livello italiano, devono essere immigrati, perché noi non li produciamo i nostri, insomma, questo è il punto.
In Friuli Venezia Giulia la cifra è per il quinquennio 84.100 e 16.300 la quota di immigrati, quindi oltre il 20% del totale. Se questi sono i numeri, le imprese dichiarano altresì, la metà delle imprese praticamente, che il fabbisogno espresso, i numeri che abbiamo visto, non li raggiungeranno mai per la mancanza di candidati, semplicemente. E questa mancanza è figlia appunto di quel tracollo della natalità che abbiamo visto prima. Quindi questo ci obbliga ad aumentare l'afflusso di immigrati, posto che anche se riuscissimo a rivitalizzare noi vecchietti e riuscissimo a fare il nostro dovere fino in fondo, i frutti si vedrebbero fra 20 anni, no? Se dobbiamo filiare noi. Non so cosa viene fuori, ma insomma. Allora, come far fronte al vuoto occupazionale presente e futuro con il governo dell'immigrazione? Ho come l'impressione che non ne siamo consapevoli o quasi la certezza che non lo vogliamo. Allora, se invece fossimo così folli da voler fare questa cosa necessaria per poter sopravvivere prima e forse crescere dopo, è renderci attraenti da diversi versanti, occupazionale, sociale, abitativo. Perché dobbiamo renderci attraenti? Beh, perché l'abbiamo visto prima, l'attrattività dove sta? Nella possibilità di lavorare e di guadagnare un salario decente. E chi la può offrire? Le economie che crescono di più, le regioni che crescono di più. Quindi noi abbiamo dei concorrenti. Dobbiamo avere qualcosa in più per farci preferire rispetto a un Veneto o un Trentino Alto Adige, in Emilia Romagna, per parlare di quelli vicino. Ci potrei aggiungere d'altra parte la Lombardia, sicuramente che è un traino nazionale, e da quello che si vede negli ultimi anni il Lazio, che sta esercitando una funzione di traino non da poco, tra l'altro con un'industrializzazione che solo 10 anni fa era inimmaginabile. Questa è la slide finale. Insomma, l'abbiamo dedicata al turismo. Un po' abbiamo risentito del clima, no? Cioè è chiaro che si va in vacanza di questi tempi e un po', come dire, dobbiamo toglierlo dalle scarpe, questo sassolino. Il turismo è una risorsa, tra parentesi, non si vede, ma è limitata e precaria. Immaginatela così il titolo della slide. So che non si vede, ma non so perché non è venuto fuori. Allora, come si è mosso il turismo in Friuli Venezia Giulia e nel nord-est nel lungo periodo 2002-2024? La scelta del 2002 è semplicemente per avere una confrontabilità dei dati dal punto di vista statistico, perché sono stati rivisti all'inizio del 2022, alla fine del 2021, scusate, del 2001, i criteri con i quali si rilevavano le presenze turistiche, perché questa cosa qui quantifica la quantità di presenze turistiche, che è il modo col quale noi rileviamo l'andamento del turismo in Italia e anche nella nostra regione. Quindi la tabella rendiconta l'evoluzione delle presenze turistiche negli anni 2002-2024, quindi una roba di lungo periodo, e quella più recente 2023-2024. Tenendo presente da subito una cosa, che sull'Italia il nord-est rendiconta quasi il 40%, il 39% delle presenze turistiche, quindi insomma, abbiamo il Trentino che vive, no, di turismo, è più piccolo di noi, fa 55 milioni di presenze, mentre noi abbiamo, come dire, facciamo fatica a farne 10 milioni, e solo ultimamente, tanto per dare un ordine di grandezza, no? E lui però è l'unica regione in Italia che vive di turismo 11 mesi l'anno, perché ha questa stagione enorme. Loro fanno, diciamo, ferie, gli indigeni, a novembre, ma gli altri mesi sono sempre impegnati. Noi non abbiamo questa fortuna. Da noi il turismo, per esempio marino, si concentra in 3 mesi e mezzo, quando va bene. Quello montano, una cosa uguale o addirittura leggermente inferiore. Allora, voglio dire, il Friuli Venezia Giulia, una quota dell'importanza del turismo ci dice che rappresenta il 2,2% della quota italiana. Il nord-est è quasi il 39%, beh, insomma, le altre le vedete, no? Il Veneto
15,8%, ovviamente a Venezia è tutta la parte marina, no? Quindi c'è la parte culturale e la parte... il Trentino abbiamo già detto, l'Emilia Romagna 8,7% e tanto mare, insomma, no? Da noi le presenze turistiche in Friuli-Venezia Giulia nel periodo lungo 2002-2024 sono aumentate del 10,2%. In parole povere, meno di 1 milione di unità, con un aumento di quasi 200.000 nell'ultimo anno, nel 2024. Quanto vale sta roba? Se voi moltiplicate 200 euro per 1 milione, diciamo vale 200 milioni. E difatti il valore, in valore aggiunto, sto parlando del turismo, è di circa 2 miliardi, 2 miliardi e 100 in Friuli Venezia Giulia, su 47 miliardi, cioè vuol dire il 4% del PIL. Stiamo parlando di sta roba qua. Oh, in economia non si butta mai via niente, però non puoi neanche immaginare che quello sia l'asse portante e la tua vocazione unica o fondamentale. Di questo stiamo discutendo. Anche perché c'è un piccolo problema, e cioè che tutta questa crescita è stata fatta a Trieste, che ha raddoppiato le sue presenze turistiche. Se vedete il dato di Trieste, che ho evidenziato con quel blu un po' così, beh, insomma, lei aumenta di 967.000 il numero delle sue presenze tra il 2002 e il 2024. Il Friuli Venezia Giulia di 938.000, perché Gorizia e Udine perdono un po' e Pordenone fa un bel risultato, ma diciamo il turismo a Pordenone è un turismo culturale, lo conosciamo bene, bravissimi sia Trieste che Pordenone, però diciamo ci rimane la rogna, il problema di Gorizia e Udine che non crescono. Perché? Perché subiscono la concorrenza di quei signori che abbiamo visto prima, di quelle regioni che abbiamo visto prima. E il nostro è un turismo ancora per buona parte anni 60, insomma. Magari avessimo fatto qualcosa per il turismo, gli abbiamo fatto solo una pubblicità, ma la gente, insomma, la pubblicità ci crede poco, va a vedere la sostanza poi. Vabbè, qui che cosa si dice? Si conclude in questo modo. Verosimilmente gli investimenti pubblici notevoli che la Regione Friuli-Venezia Giulia fa nel turismo, anche montano, non daranno alcun frutto. Lo zero termico mi pare che è collocato a 5.000 metri oramai. E se noi facciamo degli impianti lì, cioè, ci rimane pure la rogna di doverli smontare fra 10 anni. E diamo l'illusione di dare delle opportunità a quel territorio, mentre così non è. Conclusione. Come far ripartire il nostro Friuli, dicevamo nel titolo del nostro incontro, in due modi, sicuramente acquisendo la consapevolezza che il Friuli in particolare, che dicevo prima, Trieste sicuramente ha risolto i suoi problemi e noi ne siamo felicissimi, perché il Friuli vive un terremoto socio-economico. Diciamo che questo terremoto socio-economico non si è sentito perché non si è sfogato in pochi secondi come è accaduto nel 76. Questa energia negativa si è accumulata in tanti anni, no? E quindi uno, come dire, è come guardarsi allo specchio e dice sono sempre giovane. In realtà sei invecchiato, no? Solo che non te ne rendi conto perché a me non succede. Se ti guardi ogni giorno allo specchio ti sembra di rimanere sempre uguale. Ma volendo essere un po' più venali, noi diciamo questo, facciamo un bel investimento di 500 milioni all'interno delle variazioni di bilancio che comincerete a discutere fra qualche ora, fra qualche giorno. Su quali poste? Beh, intanto è un investimento questo, non è una spesa di galleggiamento, quindi posto il fatto che si deve investire sulla sanità, spendere quello che volete voi sulla sanità e sull'assistenza, mi pare che rimane, come dire, cos'è, 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 250 le variazioni. Beh, insomma, soddisfatte queste esigenze rimane un bel bucone da riempire e ho l'impressione anche, ma qui potrei sbagliarmi, che non ci siano grandi idee su come riempirlo. Qui si fa fatica a spendere i soldi.
Allora, io direi mettiamoci un bel coupon di 500 milioni sulle poste sulle quali accennavo prima, per esempio sulla politica industriale, attrarre nuove imprese e imprenditori, adeguare le zone industriali. Il nostro benedetto Aussacorno, che ha cacciato via un impianto della Danieli, come dire, sì, sto cercando di rilassarmi, e rinunciando a quello che poteva diventare un polo europeo dell'acciaio, perché così sarà quando andrà a Piombino, quello sarà, ma di acciaio, come dire, non di quello che hanno sperimentato i nostri genitori negli anni 50 e 60, di un acciaio, diciamo, sostenibile, insomma. Io ho avuto la fortuna di vedere gli studi commissionati dalla regione alle università nostrane, quello dicevano. Dopodiché la scelta è stata fatta, è stata una scelta politica, ma assolutamente non documentata o basata su dati oggettivi. E a me ancora piange il cuore. Era anche l'opportunità di spendere quei 200-220 milioni, vi ricordate che il nostro assessore competente, e sottolineo competente, ha deciso di non spendere, poi dice non posso buttare via 200 milioni, sta roba qui, come no? Abbiamo un'area industriale, lo dico anche perché è Udine, quindi vicino a casa mia, dove ci sono ancora dei terreni agricoli, cioè penoso. Se voi fate il confronto con quella di Ponte Rosso, che credo sia l'area industriale più bella d'Italia, beh, dico, insomma, non facciamoci la guerra, ma almeno avviciniamoci a quel modello, a quello standard. Quindi c'è molto da fare. Dobbiamo allestire, e qui si tratta di spendere abbastanza soldi, di investire abbastanza soldi, dobbiamo allestire una politica dell'accoglienza per gli attrarre gli immigrati economici necessari. In cosa? Case, trasporti, formazione linguistica e professionale, anche in case. Beh, noi, questo sarebbe un affare per noi e lavoro per noi, Friuli Venezia Giulia. Si tratterebbe di recuperare una parte dei nostri centri storici nei piccoli comuni, e non solo, che sono desolentemente vuoti eppure pericolosi. A una edilizia, diciamo, calmierata sarebbe un vantaggio per noi, perché faremo lavorare le persone, e dall'altra parte consolideremo la presenza di quelli che già ci sono e ci renderemo più attrattivi. Perché dobbiamo renderci più attrattivi? Perché la mia impressione è che non saremo competitivi soltanto sulle retribuzioni che possiamo offrire, quindi dobbiamo esserlo sui servizi. Lo stesso vale anche per i figli. Insomma, questi benedetti immigrati generano il 20% di tutti i nati in Friuli Venezia Giulia, non è cosa da poco. E poi un welfare per gli anziani, case di riposo pubbliche, trattenere i nostri giovani laureati e diplomati in Friuli Venezia Giulia. Sì, non mettendoli le manette, dandogli delle opportunità perché possano trovare lavoro qui. Attivando un intervento salva piccoli comuni, che mi pare sia un problema, come dire, anche proprio di un'emergenza istituzionale. Insomma, noi qualche idea ce la mettiamo, è chiaro che dovremmo svilupparle, magari possiamo farlo assieme. Grazie, alla prossima puntata, probabilmente a ottobre, e seguiteci sul nostro sito. Grazie a tutti.